Buonasera da Luigi Fal qui con me la squadra di Directa Sport al Palacus per vivere la seconda giornata, quella conclusiva del quarto torneo saduchese. Le due finali, la terzo e quarto posto, la prima e secondo posto sono queste, quelle che vi racconteremo oggi. Protagoniste della finale terzo e quarto posto, la Dinamo Sassari, la Dinamo Women Sassari e il Norrköping Dolphins, che sono prontissime ormai a cominciare questa partita. I 5 anche di due arbitri, Massimo Zara e Davide Frau. E allora andiamo subito a rielencare quelle che sono le giocatrici a disposizione dei due coach, che sono Paolo Citrini e Kevin Taylor Lundgren. A cominciare dalle Dolphins con Tepiasu, poi Zipporah Brockton, Astrid Vogerod, Matilda Wolberg, Ida Ujala, Merit Brenneck, Kaisa Wolberg e Kaisa Umstron. Oggi tra l'altro pronunce perfette perché le abbiamo chieste nel pre-partita, quindi c'era poco da sbagliare. Poi qualche problema intanto col tabellone, meglio vivamente per noi, perché così possiamo andare un po' più con calma anche a presentare la Dinamo, che ha a disposizione le stesse 9 di ieri, anzi le 10 di ieri nel roster completo, a partire da Ludovica Sammartino, poi Didi Richards, dalla capitana Deborah Carangelo, Emanuela Trozzola, Martina Spinelli, Temira Poindexter, Giulia Boros, Ashley Guo, Courtney Treffers e Anna Turell. Treffers ha fatto molto bene ieri, probabilmente il volto più di spicco di questa Dinamo Women che si prepara alla nuova stagione. Inizia subito con Richards, ne abbiamo parlato ieri di quello che può essere un asse di questa Dinamo. Ci sono poi Boros, Spinelli e Carangelo a chiudere il quintetto. Invece per le Dolphins, Brenneck, Brockton, Tebiasu. Tra l'altro Brockton, Tebiasu, l'altro tema che abbiamo tirato fuori ieri durante la semifinale contro Sesto San Giovanni. Chiudono poi la capitana Wolberg e Wolberg, Kaisa Wolberg, cognome identico, soltanto che una chiude con la G, l'altra chiude con la B. Ancora problemi per il tabellone. Allora noi ne approfittiamo un po' anche per raccontare quello che è successo ieri, perché le altre due protagoniste che si affronteranno alle 19:15, Famila Uber Schio e al Sesto San Giovanni, hanno vinto anche con gran distacco. Sono presentate anche loro qua con delle defezioni. Sarà quella sicuramente una finale tutta da vivere, poi ci sarà da capire un po' quali defezioni potranno fare più la differenza, e soprattutto anche poi le due squadre come stanno arrivando atleticamente a questo momento, che è più carico, che è più scarico, che ha già magari messo più a posto l'affinità e non solo. Tutti temi importanti, un discorso che si può fare qui anche per la Dinamo che, come detto ieri, ha un roster completamente rinnovato, eccetto la capitana Deborah Carangelo, sono tutte nuovi innesti. Si presenta con un roster ristretto invece la squadra di Lundgren, in 8 giocatrici a disposizione del coach, mentre tutto ancora fermo al tavolo, anche se direi che ci siamo, perché il tabellone sembra essere messo a posto. E allora dovrebbe mancare qualche secondo soltanto per dare veramente il via a questa serata di sport qui a Cagliari. C'è anche il City of Cagliari, tra l'altro, questo weekend cagliaritano, con la Dinamo maschile protagonista. Ma allora adesso però ci siamo. Palla 2, se comincia il primo possesso della Dinamo, chiaramente vuole chiudere questo che sta diventando una classica per la Dinamo con una vittoria, prendersi almeno la medaglia di bronzo e soprattutto continuare a lavorare in vista del campionato con fiducia e con l'umore alto. Alla fine però non c'è stato un attacco ancora, non si è chiusa neanche l'azione delle Dolphins. Va avanti la Dinamo con Boros che prova da sotto canestro, nulla da fare. Poi Brockton, bella palla per Brenneck, che è costretta però torna indietro, non un buonissimo aggancio. Ancora Zipporah Brockton, fa tutto lei alla fine per i primi 2 punti di questa partita. La prima vera risposta adesso per la Dinamo, con Carangelo che vuole il movimento, si muove Boros, alla fine la palla deve essere per lei, ci arriva
Ancora, sempre Carangelo a guidare, poi cerca uno spazio. Didi Richards va da 3. Il ferro gli dice di no. Ieri tanta foga, abbiamo finita anche la guerriera, per come anche vistosamente più delle altre andava a battagliare, soprattutto sotto canestro. Mancato un po' di precisione, ieri vedremo oggi tra l'altro parte dall'inizio. 0-4 intanto. Lo scambio Carangelo-Treffers. Carangelo, tanto spazio, se lo prende tutto, trova anche i primi 2 punti per lei e per la sua squadra. Wahlberg, Tebiasu, ancora lei, cerca lo spazio, poi trova Wahlberg che va da 3, va perfettamente da 3. 2-7. Tra l'altro Dolphins che anche ieri hanno cominciato molto bene, si sono addirittura avanti il primo parziale 18-23, poi però è venuto fuori il stesso San Giovanni che alla fine è allungato. Potendosi permettere anche con più serenità di provare tutte le effettive negli ultimi 10 minuti di gioco. Carangelo cerca lo spazio, Carangelo, Wahlberg non le dà vita facile, poi bella palla per Spinelli che si gira in mezzo a 2, forse con anche troppa facilità, sbaglia la cosa più importante. Tebiasu a guidare il nuovo attacco delle svedesi, le campionesse in carica di Svezia, anche loro chiaramente hanno voglia di chiudere meglio, il migliore dei modi, questa esperienza in terra sarda. E l'inizio è stato positivo, applaude infatti anche Lundgren. Mani sui fianchi invece per Citrini. Boros, Richards, Treffers, scambio le 2 chiamate per prendere in mano tecnicamente questa squadra, hanno combinato bene questa volta per il 4-7. Movimento di Brennecke, Wahlberg vuole tornare ancora da Tebiasu, aiutata ancora dalla 18, la più alta in campo. Siamo lì con Didi Richards, poi proprio Brennecke da 3, seconda tripla delle Dolphins. Carangelo ancora, poi Treffers sotto canestro, c'è il fallo, ci sono i primi tiri dalla lunetta della partita e anche il primo cambio perché Umstrand è pronto a prendere posto fuori Tebiasu. Adesso prende che parla con Brockton su alcuni movimenti. Intanto non bene il primo tentativo di Treffers. Neanche il secondo. 0 punti dopo i primi 2 tiri liberi di partita. Brockton dà una mano, Brockton si trova isolata, allora fa tutto lei e con un pizzico di sfortuna non porta a casa i 3 punti. Treffers aveva fatto tutto bene e poi senza volere ovviamente ha colpito la palla con il piede. Passo troppo lungo. Dentro Oyala, altro cambio da parte di Lundgren, anche ieri tantissimi cambi, continui cambi da parte del coach di Norrköping Dolphins. Wahlberg va giù, non c'è fallo,
indicazioni di Citrini, che ha praticamente dettato dove passare a Carangelo. Carangelo che a sua volta faceva dettare i movimenti alle sue compagne, un po' macchinose forse nei primi minuti. Adesso Richards si sblocca anche lei quando siamo a metà del primo quarto, poi ancora 5 minuti 4 secondi nei primi 2 minuti di riposo. Brockton vuole fare tutto da sola, lo fa molto bene. Dall'altra parte subito Treffers anche lei per scaldarsi. Allora resta di 4 punti la distanza tra le due squadre. Brockton, Unstron cerca uno spazio, Unstron, palla indietro, intanto cambio perché trova il primo sprazzo di partita Vogerud, dopodiché infrazione commessa dalla Dinamo. Va avanti così l'attacco delle Dolphins. Unstron trovata bene, poi mancata la precisione. Richards non sa come, la palla se la ritrova lì, conquista 2 tiri liberi, contento Citrini. Di buona la giocata di Didi Richards, il riflesso perché la palla non l'ha vista, era sicuramente convinta che non le sarebbe arrivata, poi invece si è ritrovata lì e prova giustamente il tiro, non era facile, conquista questi 2 tiri liberi, il primo lo mette perfettamente a segno. Anche il secondo, prima un 0 su 2, questa volta un 2 su 2, prima era Treffer, stavolta è Richards. Brennecke, duello con Spinelli, c'è la spinta su Spinelli. Primo cambio Dinamo, fuori per la Bolos, comunque soddisfatto Citrini, un 5 carico con la sua 24. Spazio a Turel, che lei comunque anche ieri ha fatto bene contro un avversario insidioso, il più ostico di tutta la Serie A, però presentazione non male per Turel. Richard prova a inventarsi la giocata, Richard trova lo spazio, poi il tiro un po' morbido, fa su il rimbalzo Treffers, allora ringraziare, buon lavoro di Richard però, che su un passaggio che non si era ben capito a chi fosse destinato ha fatto sì che la sua squadra abbia fatto altri 2 punti. Allora siamo pari, 12 pari. Brockton non benissimo Idala, che poi va da Wahlberg, il ferro le dice di no, mette la freccia a destra la Dinamo che prova il sorpasso, prova a portarsi avanti per la prima volta da 3, così devora Carangelo. E il 15-12. Wahlberg finta, poi forse non sa neanche più lei cosa fare, duella come può. Brockton non è mai una cattiva idea dare la palla, stavolta però non riesce a rispondere a Carangelo. Treffers invece prende il fallo, e tra l'altro siamo a 4 falli a 2 minuti e 50 dalla fine del primo quarto. Fuori Brockton, dentro Tebiasu, San Martino che ieri ha cominciato nel quintetto titolare, dentro anche Ashley Eguo. È sotto anche un terzo cambio, spazio infatti a Temina Poindexter, spazio subito
Carangelo. Tentativo di San Martino da 3. Rimbalzo di Eguo. Ancora. Poi duello. Wahlberg, San Martino. Allora meglio Wahlberg. Teviasu. Unstron. Ancora dalla numero 1 che si gira. Aiutata anche da Brenner che non trova il canestro. Sempre 15-12. Carangelo. L'ultima per ora a portare punti in cascina. Adesso gioca più verso San Martino. Poi trovata perfettamente Guo. Buona anche l'apertura. Buona anche il tiro. Point Dexter. Un'altra tripla per la Dinamo. 18-12. Risposta immediata con Vugerud. Vogerud. Pardon. Ci ha riprovato invece Point Dexter. Stavolta ferro per lei, questa è la prima a tornare indietro a indicare le marcature alle sue compagne. Teriasu. Perfetta da 3. 18-17. Comunque molto equilibrato il primo quarto che sta per volgere al termine. Siamo agli ultimi 55 secondi. 13 invece a disposizione per Carangelo e compagni per chiudere questa azione. Lo fanno con Turel. Non arrivano punti. Tutte indietro allora perché attaccano le Dolphins. Breneke vuole fare tutto lei. Così il tiro. 30 secondi. Eguo leggia male, disturbata sì da Umstron, però francamente poteva fare meglio. 20 secondi, c'è il tempo per un cambio veloce, uno per parte. Da una parte rientra Wahlberg, dall'altra entrata Emanuela Trozzola. ...20 secondi, un'azione a disposizione, almeno una a disposizione delle Dolphins. ...8 secondi, 7... tiro troppo debole, mantenuto in vita però molto bene da Wahlberg. Poi Wahlberg non ne ha approfittato, una dormita della Dinamo perché ha dato per scontato la palla fuori, così non è stato. Alla fine non ha subito danno e chiude avanti nel primo quarto. 18-17, a tra poco. In Italia, oggi più che mai, qualità e versatilità del servizio di distribuzione sono di primaria importanza quanto la scelta delle materie prime. Grazie all'esperienza più che decennale dei suoi soci fondatori, Winet SRL è in grado di orientarti e supportarti nella consegna dei tuoi prodotti in tutto il mondo, offrendoti un servizio affidabile e professionale. La piattaforma MyWinet ti permetterà di scegliere tra i migliori corrieri esistenti sul mercato, mostrandoti in tempo reale le loro quotazioni comprensive del costo carburante aggiornato ed eventuali supplementi per aree remote o località disagiate. Evidenzierà eventuali mancanze nei dati inseriti dai tuoi clienti nell'indirizzo di destinazione, come l'assenza del numero civico o del CAP. Ti permetterà di monitorare tutte le tue spedizioni avendo ben visibili data di consegna e nome di chi ha ritirato la merce, tutto in un'unica e intuitiva dashboard. Potrai scaricare e gestire in modo automatico i diversi ordini collegando i tuoi e-commerce o marketplace, Amazon, eBay, Etsy, PrestaShop, Shopify, WooCommerce e ti basterà un semplice click per elaborare contemporaneamente sino a 1000 spedizioni in 60 secondi. Oltre 1500 clienti usufruiscono già dei nostri servizi. Tutte le nostre concessionarie aderiscono alla community Sardex Pay. Se anche tu ne fai parte, potrai pagare con la moneta complementare di riferimento del circuito Sardex.
Avere Winnet come unico fornitore, pur utilizzando i corrieri che già conosci, ti permetterà di accedere a tariffe più vantaggiose rispetto ai tuoi contratti individuali. Con Winnet non dovrai più preoccuparti di dare delle risposte ai tuoi clienti sullo stato della spedizione. Sarà il nostro servizio clienti ad occuparsene, dal ritiro fino alla consegna, riducendo il rischio di recensioni negative dovute alla mancanza di comunicazioni riguardo i tempi di consegna. Tramite i nostri consulenti potrai trovare la soluzione di spedizione più adatta ai tuoi prodotti. Potrai utilizzare i nostri corner per depositare le tue spedizioni, così da poter scegliere in libertà. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto tra Dinamo Sassari e Norrköping Dolphins, avanti 18-17 le giocatrici di Citrini che hanno iniziato subendo, poi pian piano come se si fossero sciolte, all'inizio un po' meccaniche nei movimenti, quasi come se avessero bisogno di essere oliate, poi però l'operazione è avvenuta, hanno cominciato a giocare molto meglio, a muoversi molto meglio e adesso devono inseguire, hanno subito già i primi 3 punti da parte delle Dolphins che non devono praticamente fare l'errore che hanno fatto ieri, ovvero quello di crollare così improvvisamente già dall'inizio del secondo quarto. Oggi è una sfida più alla pari, quindi chiaramente anche i valori in campo permettono di assistere a tutta un'altra partita, però un po' troppo fiacca ieri. Dopo il primo quarto la squadra di Lundgren che ha dato tante indicazioni e che probabilmente proprio per questo continua a darne, vuole essere sicuro che le sue giocatrici siano sul pezzo ogni secondo. Wahlberg, c'è lei dentro insieme a Brennecke, Wahlberg, Brockton e Tebiasu. Il quintetto titolare riproposto all'inizio del secondo quarto, dall'altra parte invece è il quintetto che ha chiuso della Dinamo. Ego, San Martino, Poindexter, Trozzola e Turel. Difende bene Ego, azione che continua stavolta. Ego forse è rimasto un attimo sorpresa, come ha sentito la sirena. Il possesso era suo, delle sue compagne, doveva andare avanti, come stanno facendo adesso con Trozzola che le dribbla tutte, va fino in fondo, i primi suoi 2 punti della parete, va subito anche ad aggredire con atteggiamento, poi uno sbuffetto al tavolo dove vengono stampate le distinte e non erano così contente dello sbuffetto. Il colpetto dato al tavolo, fallo comunque di Trozzola, mentre Umstron dentro ed è uscita Tipiasu. Questo è il cambio di Lundgren. Brockton, Trozzola ancora però con voglia, atteggiamento sicuramente positivo da parte della numero 6. Brockton riesce ad andare al tiro, non a trovare il canestro. San Martino, eccola ancora Trozzola, Eguo a darle una mano, giù Brockton, Eguo, scambio con Trozzola, bella idea, Poindexter, poi San Martino, per poco, palla sul ferro. Di nuovo San Martino, stavolta fa tutto da sola, porta i 2 punti dalla sua, 22-20, è tornata avanti la Dinamo. Brockton, palla sputata fuori sul tentativo di Umstron, nel possesso Dinamo. Cambi, torna dentro Brennecke, torna dentro Spinelli, fuori però la Poindexter. Che è entrata in parità benissimo con la tripla. Poi ha vissuto un inizio di secondo quarto
leggermente sottotono per un minuto buono, così come tutta la sua squadra, che però è tornata avanti. Brockton, tentativo al limite del tempo, una nota a buon fine, siamo ancora fermi 22-20. Turel, Trozzola, Sguscia, manca di precisione, adesso non riescono più a portare i punti né da una parte né dall'altra. Ci prova da 3 allora Sammartino per cambiare le cose e lo fa benissimo. 25-20. Colpo da 3, time out. Cinque anche tra i due arbitri, ricordo Massimo Zara e Davide Frau. Partita abbastanza facile fino a qui da arbitrare. Anche pochi falli dentro l'area dei 2 punti. E adesso è il momento di tatticismi, di indicazioni da una parte e dall'altra. Momento anche di bere acqua. Fa tanto caldo oggi a Cagliari. Ancora i soli, la temperatura dell'estate in un settembre che pian piano porterà via la bella stagione, però è sicuramente ancora giornata di mare, giornate per belle uscite, giornate per godersi lo sport è qui a Cagliari, a Sa Duchessa, lo sport è in tutto il mondo, campionesse del mondo, le giocatrici di Velasco. E visto che siamo in Sardegna, campionessa del mondo Alessia Orro, si è chiuso così il ciclo, veramente una bellissima notizia. Ancora una volta al tiebreak, la forza anche mentale delle azzurre, che avevano vinto proprio nel 2021, l'anno scorso la vittoria delle Olimpiadi, quest'anno il mondiale, un ciclo di un gruppo storico di giocatrici che raggiunge oggi il culmine. E speriamo che oggi sia una bellissima serata anche per il basket azzurro. Sono gli europei, c'è la sfida con la Slovenia, sfida difficilissima, sfida che momenti inizierà alle 17:30 la palla a 2, palla che di nuovo in movimento invece sul parquet del Palacus. 25-20 per la Dinamo. Questo è il punteggio fino a qui. Succede di tutto, non c'è palla contesa, però qui è tutto liscio, si può giocare. Sammartino aveva chiuso lei prima del time out con la tripla, ha riaperto lei lo score con questo colpo da 2 punti. Treffers nel posto giusto, si fa largo, un braccio largo, un po' leggerina stavolta Brockton, è vero che c'è il mismatch fisico, però insomma Treffers non l'ha neanche allargato con così tanta foga quel braccio, poi non riesce il colpo da 3. Brockton ancora, Brockton subisce il fallo. Due tiri dalla lunetta.
Zippora Brockton. Si tira su adesso, invece no. Eppure mi era sembrato anche di aver visto proprio l'arbitro indicare i 2 tiri liberi. Non è così, però deve stare attenta la Dinamo perché ha già commesso 4 falli e ci sono ancora 5 minuti pieni da giocare. Brockton ci prova da 3, il ferro dice di no. Boros, tornata dentro, Boros si fa spazio, poi Treffers, Spinelli. Spinelli fa tutto bene. 29-20, sta allungando la Dinamo, più 9. Allora risposta a Dolphins con un altro errore, tanta imprecisione adesso da parte delle svedesi, che così però rischiano di uscire dalla partita troppo presto. Treffers si fa spazio, lotta, non riesce a prendersi il rimbalzo. Allora Brockton deve affrontare però da sola tutta la Dinamo, è obbligata a fermarsi, obbligata a ragionare. Si tiene un po' furbescamente alla gamba di Spinelli per portare a casa il quinto fallo e l'ha fatto. Spinelli dice: lei che ha toccato a me, non ho fatto niente. Tanto altri cambi, sono tornate dentro Wahlberg. Soltanto sono in 5, sì. Unstrom, Wahlberg, Brockton, Brennecke e Wahlberg in questo momento. Il quintetto svedese: Boros, Treffers, Spinelli, Richards e Carangeli invece il quintetto della Dinamo. Zero su 2 per Brockton, nel momento in cui invece 2 punti sarebbero stati preziosissimi. Carangelo, 3 minuti e 50. È il momento in cui deve aggredire la Dinamo, deve prendersi la partita, prendersi un solido vantaggio per poi poter anche gestire e permettersi poi ancora con più scioltezza di poter magari provare qualcosa di diverso, dare più spazio. Eguo di nuovo dentro al posto di Treffers e Richards si presenta sulla lunetta, anche stavolta va al tiro dopo uno 0-2. All'inizio partita l'aveva fatto la sua compagna di squadra Treffers, adesso l'ha fatto Brockton. Prima ha fatto 2 su 2 e però il primo l'ha già messo dentro. 2 su 2, impeccabile dalla lunetta di Richards, che come ho detto anche in apertura ieri, se una cosa le è mancata è stata proprio la precisione, oggi sta rimediando anche da quel punto di vista. Tebiasu torna a mettersi in proprio, appena entrata per Brockton. 31-22. Boros per allungare ancora. Eguo l'aveva fatta sua, l'ha perso un momento, alla fine possesso Dinamo. Chiamato il time out. Allora di nuovo
squadre a rapporto con, tra l'altro, Brockton, Vogerud e Brennek, che penso entreranno subito. Erano lì in piedi, e in piedi adesso guardano, oppure semplicemente erano in piedi, sono alzate appena è stato chiamato il time out per dare spazio alle loro compagne. Cinque pugnetti dalle parti della Dinamo, che proprio come ieri fa sempre molto in fretta e torna molto velocemente in campo. Pronti a riprendere. Tebiasu. La scherma Carangelo che resta lì incollata. Buon movimento di Wahlberg. La capitana cerca uno spazio dove però poi non c'è. Obbligata a cercare quella giocata, per questo letta benissimo da Spinelli. Carangelo, Boros, Spinelli, Carangelo, 10 secondi, si prende lo spazio Carangelo per il tentativo da 3, non è riuscito. Di nuovo 9 secondi ancora a disposizione per Carangelo e compagne. Fa tutto da sola Carangelo, va a prendersi altri 2 tiri che per lei saranno i primi in questa partita. Poi purtroppo, come ho detto anche ieri, non abbiamo a disposizione le statistiche nel primo quarto, non avremo le statistiche quarto dopo quarto. Difficile quindi dare dei numeri precisissimi. Però possiamo dire che 2 su 2 Carangelo l'ha fatto, questo sì, questo non era difficile da dire. Due minuti e 20 all'intervallo, più 11 adesso, 33-22 per la Dinamo. Servirebbe qualche punto per ravvivare questa finale, terzo quarto posto. Ecco, e questo ci piace, da 3, Tebiasu. 33-25, che già dà tutto un altro sapore al punteggio. Boros va via bene il gazzetto di Eguo che poi lotta sotto canestro. Ancora manca un pizzico di precisione. San Martino, finta. Troppo alto questo tiro. Boros sbaglia anche lei, la palla non entra, ma c'è ancora la Dinamo, 3 volte la Dinamo. Richards partecipa alla festa, poi San Martino, ancora Ferro, Eguo fisicamente sovrastatute, e poi stavolta ha anche trovato i 2 punti. 35-25. Troppo leggirina però stavolta la squadra di Lundgren, che ha permesso 4 volte alla Dinamo di portare avanti l'attacco. Adesso invece con più garra Tebiasu non trova il canestro, però ha 2 tiri liberi. Dentro Vogerud, fuori Wahlberg. Bene il primo.
Bene, il secondo e poi chiamato il time out quando il tempo è fermo a minuto e 02, quindi voi vedete che manca meno, però adesso recuperiamo tutto, però manca 1 minuto e 2 secondi alla fine del secondo quarto, 35-27, così già, come detto prima, è un distacco diverso, ha tutto un altro sapore, mantiene più viva la partita. Ecco, se possiamo fare una critica alla Dinamo, è vero che oggi non è la partita in cui il risultato è fondamentale, però bisogna anche abituarsi a leggere i momenti. C'è stato un momento in cui la Dinamo doveva veramente macinare i punti, doveva attaccare un avversario abbastanza in difficoltà, in un momento sottotono, è lì che poi costruisci un vantaggio importante. È arrivata a più 10 effettivamente la Dinamo, però la sensazione è che un altro paio di punti in più avrebbe potuto averli e poi giocare con un margine già sopra i 10 punti è diverso, non ti permette di rilassarti, però te la giochi in un altro modo. E come sempre Dinamo velocissima a riprendere posto con la capitana Carangelo, poi Boros, Richards, Eguo e San Martino. Qualche indicazione finale da parte di Citrini per Carangelo. Si riparte dal possesso per la Dinamo. Tanto la regia che, come potete vedere, ha messo a posto il tempo. L'impegno di Alberto Tosini, una squadra di Giacomo Farris e Mattia Massidda, new entry di oggi in confronto a ieri. Insieme vi stiamo raccontando questo quarto torneo Saduchessa. Carangelo, Richards quasi la perde, la tiene però Richards molto bene, indietro, palla docile è andata giù dentro il canestro. Risposta immediata di Brockton. 36-29. 24 secondi da ora. Da 15 invece la Dinamo per chiudere l'azione. Poros. 9 secondi, 8. San Martino trova 2 punti e ha il tiro addizionale. Abbiamo 38-29. Può diventare 39-29 il punteggio. Poi 13 secondi a disposizione delle Dolphins prima dell'intervallo. Vuole il cambio Citrini, non viene ascoltato. Allora si gioca 40-29, 10 secondi. Tebiazu. Errore banale stavolta da parte delle Dolphins. Che sono tornate per un attimo nella propria metà campo con Tebiazu. 7 secondi che sono a disposizione della Dinamo per provare ancora più a allungare. 40-29 il punteggio. 4 secondi, deve provarci Carangelo, deve prendersi la responsabilità. E quasi lo faceva bello. Non è andato, di poco. Si chiude il primo tempo di questa finale terzo quarto a posto. Dinamo avanti 40-29 sul Norrköping Dolphins. A tra poco. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista.
Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. In Italia, oggi più che mai, qualità e versatilità del servizio di distribuzione sono di primaria importanza quanto la scelta delle materie prime. Grazie all'esperienza più che decennale dei suoi soci fondatori, WINET SRL è in grado di orientarti e supportarti nella consegna dei tuoi prodotti in tutto il mondo. WINET, la soluzione completa per la gestione dei tuoi ordini e delle tue spedizioni. Fai la scelta giusta. Scegli WINET. Cos'altro? Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Trena di rigore basso da Palermo. Menez! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya! Ancora Dumbuya per la rovesciata! Che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Fantasi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tenuto col portiere Cascero, il Maddalena in vantaggio, minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi, sua posizione, Pilloni. Si va da Calarco, solo lui la poteva chiudere. A dritto porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non va, è una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Il Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Newtis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Un concordo per la botta in porta e l'1-0 di Giuri Senesi. Poi in trena di rigore Lupucco. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente ed eccola qua la festa e vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi.
Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life's been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So, getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody in here ready to fight on this night, you better just run for your life.
io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. A Cagliari c'è un luogo dove l'equilibrio tra mente, corpo, lavoro e sport stimola nuove coscienze e un diverso modo di stare insieme. Si chiama Equity Park. È un'oasi verde nel cuore della città, con annessi un apprezzato ristorante, una splendida piscina all'aperto e campi da calcio. Per il mondo dello sport, Equity Park propone pranzi per le società che giocano nel capoluogo e un ottimo supporto logistico per organizzare al meglio la riunione tecnica pre e post gara. Per la tua trasferta sportiva, nel sud della Sardegna, scegli Equity Park. Per un mondo in equilibrio, un mondo più equity. Tutto pronto per riprendere il gioco al Palacus. Si va con il terzo quarto della finale, terzo quarto posto del quarto torneo saduchese. Dinamo avanti 40-29 sul Norrköping Dolphins. Si riprenderà col possesso della Dinamo, cambio campo ovviamente. È tutto pronto per poter andare avanti dopo un primo quarto molto equilibrato, terminato 18-17 sempre per le sassaresi. Poi sono venute fuori le giocatrici di Paolo Citrini, che adesso è piegato sulle ginocchia a osservare l'inizio, soprattutto l'atteggiamento del suo quintetto composto da Turel, Carangelo, Richards, Treffers ed entrato dentro Poindexter. D'altra parte De Biasu, Olberg, Prenek,
Højbjerg e Brockton. Proprio Brockton che adesso ha il pallone tra le mani, va da sola, si prende il fallo e allora ci sarà anche tiro aggiuntivo, tiro addizionale. Precisa anche stavolta Brockton per cominciare subito, accorciando il distacco. 40-32. Richards. Turel vorrebbe tornare dalla numero 2, non la trova. Poi Treffers, manca l'aggancio. Allora Tebiasu. Reazione però del Dolphins che subito subiscono un altro fallo. C'è il 5 poi di Tebiasu con Carangelo. Brockton. Tebiasu. Ha recuperato palla la Dinamo, mentre abbiamo lasciato ascoltare un po' di sound del parquet del Palacus, dove comunque il pubblico c'è, nonostante una domenica dove lo sport quasi attrae a stare davanti agli schermi. In questo momento gioca l'Italbasket contro una Slovenia forte guidata da uno stellare Doncic, che nel primo quarto ha rifilato 22 punti agli azzurri. Doncic fortissimo in Italia, che però sembrerebbe aver sbagliato troppo, e quando sbagli troppo contro un avversario così è ovvio che comincia a pagare. C'è invece 47-32 qui sul parquet del Palacos. Dinamo che adesso ha più 15, massimo vantaggio avuto finora nella sfida. Aveva anche riapprocciato bene la partita la squadra di Lundgren, poi però sono salite in cattedra le torri della Dinamo, soprattutto Richards. Poi Dexter, Carangelo, poi Dexter, Treffers si fa spazio, fa tutto da sola, palla risputata fuori. Tutto buono, Brockton torna lì Carangelo, la palla però viaggia per poi tornare ancora al centro della 4 che scivola, forse però lì una chiazza di sudore, scivolata strana da parte di Brockton. Poi Treffers chiaramente ne approfitta, adesso ovviamente serve l'intervento, anche perché è scivolata Brockton, sicuramente anche lei un po' di sudore lì l'avrà lasciato, ma secondo me c'era anche prima. Ne approfittano del coach per i cambi e quindi sono entrate da una parte Spinelli e Turel, dall'altra invece tornata dentro Vogerud, insieme a lei in campo Unstron, poi Brenek, Højbjerg e la vede adesso Tebiasu. Poi vedete anche questo bel tiro da 3 di Unstron.
2 volte solo ferro. Treffers poi attaccata da Brenneck, che adesso guarda lì di fronte Carangelo, ritrovata Treffers, conquista 2 tiri dalla lunetta. Buono il primo. Buono anche il secondo. 51-35, 4 minuti e mezzo, anche meno, alla fine del terzo quarto. Ancora Treffers, va veloce, poi Turel, ancora allunga la Dinamo, che adesso ha più 19 addirittura. Cambi. Torna dentro Trozzola. Dentro Spinelli e dentro San Martino. Entra a fare per Brenneck. Tra l'altro invece c'è Ujala, poi non avevano visto arrivare Spinelli, che non ne ha approfittato. Fallo invece visto stavolta dall'arbitro. Quarto fallo della Dinamo. Stessa situazione nella quale si è ritrovata anche nel secondo quarto, poi gestito abbastanza bene, cedendo soltanto all'ultimo, quando mancava meno di un minuto alla fine del parziale. Sono sedute, guardano la partita, si scaldano. Anche le giocatrici di Schio e Sesto San Giovanni, che si affronteranno. Palla 2, 19-15. Sempre qui sul parquet del Palacos. Vi ricordo la diretta di un altro video apposito, un altro link apposito, sempre però sul nostro canale YouTube Diretta Sport Live TV. Allora approfitto anche per chiedervi il solito piccolo aiuto, basta un like, seguiteci su Instagram e Facebook, oltre che chiaramente iscrivervi al nostro canale YouTube, un contributo velocissimo, facilissimo, soprattutto gratuito, che a noi però fa la differenza nel mondo e ci permette di crescere giorno dopo giorno, e così potervi proporre delle produzioni sempre più di alto livello, eventi sempre più di alto livello. Per la prima volta quest'anno il trofeo Sa Duchessa live proprio su Diretta Sport. Nuovo time out. 54-37. Accorciato leggermente la distanza la squadra di Lundgren, ma Retemo che è calato tantissimo in questo quarto.
si fa sentire sicuramente anche il caldo, c'è tanto caldo qui al palazzetto, si fa sentire anche la stanchezza dopo le partite di ieri. Da questo punto di vista un po' più fortunate le giocatrici di Schio e Sesto San Giovanni, perché almeno loro giocano già dalle 19:15 e pian piano l'aria sarà almeno un pochino più fresca o comunque meno calda. Bevono anche i due arbitri, così perfettamente coordinati. Primo avviso alle due squadre che è il momento di riprendere a giocare, con 2 minuti e 12 che ci separano dagli ultimi 2 minuti di riposo della sfida. Citrini carica Boros, i 5 poi con San Martino, Spinelli e Trozzola. Completa il quintetto Courtney Treffers. Treffers, Spinelli, ancora l'azione della Dinamo, questa volta con Trozzola, rimbalzo delle Dolphins. Minuto e 18. Trozzola, Boros, ancora un tentativo non andato a segno, punteggio fermo da un po' sul 54-37. Possesso delle svedesi. Tebiasu prende il fallo, il quinto fallo, e allora tiri dalla lunetta. Buono strappo di Tebiasu. Con il primo. Buono anche il secondo. 54-39. 58 secondi prima di chiudere la terza frazione di gioco. Trozzola vuole in tutti i modi trovare quello spazio centrale. Alla fine si è dovuta arrendere. Si è affidata, ha fatto bene a Boros. Ed è 56-39. Brockton quasi cadendo, prende così 2 tiri liberi, brava. Se la ride Brockton. Giocata anche intelligente da parte sua.
2 su 2 anche per lei. Siamo 56-41 più 15 Dinamo. Da adesso 23 secondi. 15 invece a disposizione delle ragazze di Citrini. E Guoci prova. Azione ancora viva per la Dinamo. Poi tutto fermo. Ancora un piccolo regalo da parte delle bianco-blu a 4 secondi il suono della sirena. Ci prova così Brockton, colpisce il tabellone. 2 minuti di riposo e poi ci godiamo insieme gli ultimi 10 minuti di partita tra poco. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna. Sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Le immagini sulle due squadre, sulla Dinamo e sulle Dolphins, che sono pronte ad affrontarsi nell'ultimo quarto di questa finale, terzo quarto posto. Per adesso 56-43 il punteggio, più 13, molto solido per le giocatrici di Citrini, che iniziano però difendendo, perché il primo possesso delle Dolphins, che sono in campo con Brockton, Wahlberg, Umstron e Brenne, che ha mancato aggancia la palla, che è ancora viva però per le Dolphins, e trova anche un più 3 subito, come a inizio terzo quarto aveva iniziato proprio così Wahlberg per il 56-46. Vediamo la prima risposta invece della Dinamo con Martina Spinelli, che è dentro insieme a Turel, Trozzola, Guo e Richards. Sorridono in panchina, sono tranquille. Parlano Carangelo con Poindexter, mentre Richards invece è giù, sboffa di dolore ma si rialza subito. Colpo alla bocca dello stomaco forse, però poi Di Carra si riprende la palla e va avanti Richards, la guerriera, come l'ho chiamata ieri per come stava giocando. Oggi ha dovuto sportellare meno, però ha fatto vedere di più alcune delle sue qualità con l'avversario, diciamo, meno insidioso sicuramente rispetto a Schio, però sta giocando toccandosi la coscia. O colpo come caduta, comunque, perché non è che sia morbido, altrimenti è tutt'altro che una cosa di cui si può sorridere. Però la vedo che corre, gioca tranquilla. Io credo proprio la botta, proprio perché si tocca. Forse è giocata da coscia, forse il braccio, come è caduta. Brockton, poi Richards la ritrova lì. Trozzola
Stavolta Citrini ha da lamentarsi con l'arbitro perché aveva chiamato il time out, penso, e allora, visto che non è stata rispettata, diciamo, la richiesta, e forse per quello ha insistito così, allargando le braccia. Lo sguardo intanto al punteggio, quanto tempo manca. Mancano 8 minuti e 11 secondi. Non si riesce purtroppo a sentire quello che chiede il coach. Nel frattempo Pirchino la sta seguendo. L'Italbasket dopo il primo tempo era sotto 40-50 contro la Slovenia, ottavo di finale dell'Europeo. Un'Italia che aveva cominciato male, poi però si è avvicinata tanto, evviva, c'è ancora una montagna da scalare e soprattutto c'è un certo Doncic da arginare e non è assolutamente facile. Però l'Italia di Pozzecco ha sempre dimostrato di avere anche gli attributi, oltre che la qualità, per quantomeno potersela giocare, quantomeno insidiare anche le squadre più forti. Gioco che intanto riprende con Richards, Turel, Carangelo, tornata dentro e Guo per creare lo spazio, poi la palla viaggia veloce, Turel, bella combinazione, tutto ben fatto, e il +3 il premio, un'azione ben congegnata. 59-46 e il tempo scorre, 7-45 ancora. Brockton risponde subito, Ferro per lei, andata a caccia di 3 punti non trovati. Richard con un po' di campo, già schermata là. Richard però vuole 1 contro 1 e si gira, lo fa bene e fa +2. 61-46, rompe il muro dei 60 la squadra dei Citrini, che applaude a tutta la sua squadra. Lì vicino c'è T.D. Richards che non si è accorta che il pallone l'ha passato nel duello con Wahlberg. Prene che invece non ha trovato punti che sarebbero stati preziosi, in caso di passivo importante. Di nuovo +15 e il tempo scorre. Turel, bel passaggio all'indietro, Eguo sbaglia praticamente un tiro libero, tutta sola. Wahlberg, Brockton, blocco di Brennecke, buona invece l'apertura per Wahlberg che si impegna a entrare in campo, ma ha sbagliato l'aggancio. Poi scivola questa palla anche Turel, un po' di stanchezza, forse una palla sudata che sta mettendo in difficoltà un po' tutte. Bello invece questo passaggio, ringrazia così Unstron. 61-48. Ferro che dice di no a Richards. Ancora Unstron invece, questa volta da 3. 10 punti, 5 minuti e 40. Vediamo se c'è ancora vita in questa finale. Terzo quarto posto, la Dinamo vuole chiudere quantomeno anche quest'anno col sorriso del terzo posto nel torneo. Vittoria che non è lontana, ma non bisogna fare sconti, non bisogna fare regali. Lo sanno bene Carangelo e compagni, lo sa bene Eguo, che questa volta no, non sbaglia per il 63-51. Spinelli da terra se la ride,
poi tutti giù per terra, in 3 alla fine erano giù, Carangelo, Spinelli e Brockton. Cambia allora, torna dentro Treffers, che indica il giovanissimo aiutante dove serve asciugare. È uscita Wahlberg invece nelle Dolphins, è tornata dentro Ida Oyala ed è tornata anche Di Biasio in questo finale. È uscita Wahlberg. Turel. Tentativo da 3 di Carangelo. La palla che la passa per Richards. Dinamo che può ancora restare in attacco dopo il secondo fallo commesso dalle Dolphins. Spinelli, Turel, Carangelo fa tutto il giro, va largo, poi la palla risputata fuori sul colpo da 3 di Spinelli, che deve arretrare insieme alle sue compagne. Tebiasu, Tebiasu si muove, Brenne che c'è Oyala dentro il cuore della dei 2 punti, c'è però la stoppata. Attacco che deve attendere per andare avanti. Time out. Spezzano il ritmo così le due squadre, ma un ritmo che è diventato più blando già dopo la fine del primo tempo. Appena termina la partita rimarremo live per la premiazione per il terzo quarto posto, poi rinnoveremo l'appuntamento invece nel secondo link, dove invece vi racconteremo la finale primo secondo posto tra Schio e Sesto San Giovanni. Si caricano le giocatrici di Lundgren, che adesso prendono posto in campo insieme alla Dinamo. Ulstron tornata dentro, poi il 5 di Brennek, Tebiasu, Brockton e Oyala nel finale. Dall'altra parte Carangelo, Spinelli, Richards, Treffers e Turel. Treffers, 2 punti più tiro addizionale per archiviare la pratica. Siamo 65-51. Treffers per andare di nuovo a più 15, ci riesce. E tra l'altro, se non ricordo male, questo è il primo tiro libero che tira dopo i 2 sbagliati proprio inizio partita.
buon motivo anche per tirare e per fare quel canestro, proprio dimenticare i due sbagliati invece inizia partita, per non trovare nulla, per rimproverarsi poi il suono dell'ultima sirena e poi poter ricevere la coppa per il terzo posto, lei e le sue compagne. Intanto ancora tiri dalla lunetta, cambi anche, chissà se è finita, forse sì, la partita di Richards e di Turel. Spazio a San Martino e a Boros. Intanto ancora Treffers, va l'olandese. Primo troppo corto. Sbaglia anche il secondo, è tutto il discorso che ho fatto veramente pochi secondi fa, è stato cancellato così. Potrebbe però avere ancora l'occasione di rifarsi, anche perché i Dolphins hanno già commesso 4 falli. E quindi al prossimo saranno sempre tiri liberi. Intanto non c'è bisogno, canestro di San Martino dovrebbe essere da 2. Viene fatti 68-51. Tebiasu, Brockton, arriva Brennecke ma non ha il tempo. Con la palla che non ha toccato il ferro nel tabellone, quindi l'azione era ancora sui 24 secondi. Possesso Dinamo. 2 minuti e 28. Viene trovato a posto Trozzola. Ottimo atteggiamento da parte della numero 6. Proprio lei potrebbe andare a sinistra, sceglie la cosa più complicata. Ringraziano i Dolphins che portano palla avanti con Tebiasu. C'è un fallo, quello della Dinamo penso. Però non ho visto che cosa esattamente. Primo fallo nell'ultimo quarto della Dinamo. E intanto forse finisce la parità di Brockton. Di nuovo dentro Wahlberg. Troppo lungo il tiro di Brennecke. Boros fino in fondo. Boros adesso per Treffers, un cioccolatino solo da scartare per l'olandese, che poi indica a Boros per dire: l'hai fatto praticamente tu questo canestro. I 2 punti però portano la firma di Treffers, che adesso anche richiama l'attenzione delle sue compagne. E lei a schermare Tebiasu. Oyala. Ha recuperato palla Dinamo. Ultimi 85 secondi. Ancora Trozzola. Boros. Vediamo se la riprova. No, va direttamente per il tiro. Poi il rimbalzo di Treffers. Il tentativo di Spinelli. Ancora rimbalzo conquistato dalla Dinamo solo per un secondo con Boros. Tebiasu invece vuole correre. Tebiasu prova a nascondere la palla. Treffers ha provato a metterci la mano, ha commesso un fallo. Torna dentro e Guo. Fuori Treffers per gli ultimi 61 secondi. 61 secondi che vivremo insieme dopo il time out. Ultimi momenti di questa partita per dare indicazioni, per provare qualcosa
per sistemare bene i quintetti. Italia invece sotto 44-53 contro la Slovenia. Già pronta a ripartire la Dinamo. Di nuovo dentro Turel al posto di Spinelli. Quindi San Martino, Turel, Eguo, Trozzola e Boros. Dall'altra parte invece Wahlberg, Oyala, Renneke, Umstron e De Biasu dovrebbero essere i due quintetti finali. Però c'è ancora un minuto di partita. 70-51. Risputata ancora una volta fuori la palla. Trozzola vuole andare fino in fondo, vuole fare tolle, poi inventa il passaggio. Ottimo per Turel che non approfitta. De Biasu, 38 secondi. Scorre il tempo. Siamo alle ultime azioni. Va da 3 De Biasu, va molto bene quando mancano 30 secondi spaccati. ...24 secondi da ora... ...16 adesso a disposizione della Dinamo... ...San Martino... ...Eguo... ...8 secondi... ...ha recuperato Brenneke... ...il tempo di un attacco... ...meno 10 secondi... ...sale Brenneke... ...vediamo come finisce questa partita... ...3 secondi... ...2 secondi... ...non ci prova... ...e allora... ...finisce qua... ...si salutano... ...si stringono le mani... Dinamo e Norrköping Dolphins vincono le giocatrici di Citrini 70-54, terzo posto nel quarto torneo Saduchesa. E adesso io vi lascio alle immagini della premiazione, dopodiché chiuderà la diretta e noi ci ritroveremo nell'altro canale con chi sarà con noi, altrimenti con chi non lo sarà ovviamente lo ringrazio per averci seguito e ovviamente con l'augurio di un buon proseguimento di serata.